Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Buongiorno a tutti. Con questi versetti del Salmo 96 voglio darvi il benvenuto nella chiesa di Udine. Saluto tutti i presenti e un saluto a quelli che ci ascoltano da casa. Cantiamo insieme al Signore, annunciamo ogni giorno la sua salvezza come ci suggerisce questo versetto. Il tuo nome innalzo, Dio. Il tuo nome innalzo, Dio, con le lodi del mio canto. Son felice che sei me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Il tuo nome innalzo, Dio, con le lodi del mio canto. Son felice che sei me, perché un giorno mi salvasti. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via che porta a Dio. Tu sei morto al posto mio, ora vivi e regni in me. Oh Signore, innalzo te. Grazie caro Padre perché tu sei il nostro Dio. A te vogliamo innalzare questa mattina la nostra lode e la nostra adorazione. Ti benediciamo Signore, ti adoriamo perché ne sei degno. Grazie per ogni cosa, grazie per la vita che è un dono tuo, ma grazie per quel sacrificio eccellente che hai fatto su quella croce per ognuno di noi. Così Signore, guida tu questo tempo e voglia tu gradire le parole, i canti e tutto quello che faremo possa dare gloria e onore al tuo nome. Amen. Adesso volevo dare la parola al fratello Gaetano. Il Signore ti benedica e ti guidi in quello che il Signore ti ha messo in cuore. Amen. Allora, che lo potete dire? Amen. E ci vuole, perché sennò che facciamo? Buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti, buongiorno a voi che ascoltate, che seguite. Oggi è un'altra giornata che il Signore ci ha dato. Cosa abbiamo fatto per avere questa giornata? Niente, abbiamo semplicemente respirato spontaneamente fino a stamattina. Magari tanti durante la notte non hanno più respirato, ma noi abbiamo respirato. E prendo la parola, se non mi sbaglio, del Salmo 100, e ogni cosa che respira, lodi l'Eterno. E questo è lo scopo principale per noi. Abbiamo chiuso l'altra volta la riflessione, perché andava oltre se no, con le parole di Luca 12,6,
dove è scritto 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Quindi la morte di passeri potrebbero essere delle cose, delle realtà molto piccole perché si vendono con un soldo, per un soldo, era una cifra minima, eppure nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri, quindi anche la parte più insignificante di noi, almeno per i maschi, non lo so, cioè, nella nostra epoca ci sono pure i trapianti di capelli, vabbè, io dovrei trapiantarli, però la questione è che importanti o non importanti, i vostri capelli li perdete lo stesso. Potete pure versare le lacrime quando vedete un pettine pieno di, parlo per le signore, di capelli, perché per noi è un po' difficile, a meno che non abbiamo le grandi chiome, come una volta, e adesso ci sono di nuovo, però anche questo è alla presenza di Dio. Quindi niente vive, niente muore senza la presenza del Padre, e questo ci conforta perché in tanti momenti, in migliaia di momenti, noi siamo sfidati a questo, al ricordarci che comunque il Signore è con noi. Abbiamo parlato del paradosso vedendolo in diversi aspetti, abbiamo parlato del Deuteronomio, non ti abbandonerò, e poi abbiamo visto che le persone sono state anche disperate. Sarò con te sempre, poi dov'è questo Signore, questo Dio? Però il Signore c'è. Abbiamo definito il paradosso e ho cercato, se c'è qualcuno che piglia appunti, comunque lo dico, il paradosso è costituito da 2 principi o da 2 elementi differenti, 2 verità contraddittorie, inconciliabili, ma che provengono dalla stessa fonte, nel nostro caso Dio, e servono allo stesso scopo, in questo caso Dio. Quindi 2 verità che sono inconciliabili, però servono. Abbiamo visto poi il mio famoso PowerPoint, quel foglio. E un'altra cosa che vorrei dire proprio a inizio, a introduzione in questa continuazione della riflessione, è che la fede cristiana ci mette davanti a dei misteri che spiegano altri misteri. L'amore di Dio è un mistero e nessuno può spiegarlo. Anche l'amore tra un uomo e una donna è un mistero, tra i genitori e i figli è un mistero, certo, per quando vengono amati i figli. Si può spiegare tutto attraverso gli ormoni, attraverso i movimenti del cervello, ma rimane comunque un mistero perché non si può tutto spiegare come impulsi elettrici e vitamine che passano da un neurone all'altro, quindi no vitamine, quelle che sono là, vabbè. Robe chimiche o impulsi elettrici che passano nei nostri neuroni. Oltre agli impulsi elettrici e un po' di chimica che passa nei nostri neuroni, c'è qualcosa che vive dentro di noi e ci dà la percezione di noi stessi, e non è più né chimico né elettronico, è vita, essere vivi. Per questo proseguo, ho scelto ancora 2 brani che ci illustrano questa verità, che noi per qualche mistero, l'ho detto altre volte, quando noi riflettiamo, leggiamo la Bibbia e ci prendiamo una parte e l'altra la lasciamo. Ami il prossimo tuo e dimentichiamo l'altra parte. Siate prudenti, siate semplici come le colombi e dimentichiamo l'altra parte. Non so perché, abbiamo questo funzionamento e quindi però la vita ci porta prima o poi a leggere la seconda parte. Quando tu non esisti più, hai bisogno di scoprire e di integrare che significa il prossimo tuo come ami te stesso. Quando ti troverai in mezzo a delle difficoltà dove gli altri ti aggrediscono continuamente, hai bisogno di difenderti, hai bisogno di ricordarti che nella seconda parte del versetto siate semplici come le colombi, c'è scritto anche di essere furbi, astuti.
Perché noi nelle nostre Bibbie troviamo prudenti. La parola ha un senso forte e secco. C'è pure la prudenza, ma c'è anche di essere furbi e astuti come i serpenti. Non bisogna diventare diavoli, ma essere furbi, sapere e impiegare le giuste strategie per proteggere la nostra vita. Anche Gesù è fuggito dalla folla per proteggere se stesso. Ma perché non era Dio? Anche questo è un altro paradosso. Ma perché non poteva dirgli, fulminati tutti? Glielo dice a Pilato. Tranquillo, fai quello che devi fare, perché tanto se volesse un paio di legioni di angeli vi farebbe sparire tutti quanti dalla circolazione. Eppure Gesù non lo fa. Ma ci sono momenti in cui deve lui scappare, andare via per proteggersi. E noi arriviamo a questo nel tempo. Quando abbiamo un'età di infanzia viviamo in un modo. Quando viviamo una vita da adulti scopriamo che la vita ha altri aspetti che prima non prevedevamo. E questo lo dico a tutti quanti, a voi ragazzi, a quelli più piccolini, anche voi, crescete. C'è un momento in cui la vita ci mette davanti a delle realtà che non avremmo mai immaginato, ma c'erano pure prima. Per questo dico, tante cose erano scritte già nelle scritture, ma noi abbiamo preso quello che ci serviva in quel momento. Quindi non fate adesso, prendetevi un martello e vi fate i sensi di colpa e vi autoflagellate. No, abbiamo preso al momento opportuno quello che ci serviva per quel momento. Avevamo bisogno di coccole, ci siamo lasciati coccolare dalle scritture, ma poi sono arrivati altri momenti, abbiamo dovuto cercare là dove c'è qualcosa di forte che ci porta alla vita, a proteggere la vita, a proteggere noi stessi, a proteggere i nostri figli, a proteggere la nostra fede. Dio non ha bisogno di essere protetto, si protegge da solo, ma noi abbiamo bisogno di questo. Andate a leggere tutti i versetti che parlano dei padri, della protezione che devono dare ai figli, per non parlare anche dei mariti. Detti in poche parole, abbiamo bisogno di passare nella nostra vita da questa dimensione di Dio, così la vedono bene alla telecamera, a questa dimensione di Dio. Noi apprendiamo una fede, al nostro uso e consumo, una fede alla nostra dimensione. La prima fede ci arriva dai genitori. Il primo racconto della trascendenza nella nostra vita arriva attraverso i genitori. Potete immaginare che ci immaginiamo un Dio a immagine e somiglianza dei genitori. Ma nel corso del nostro cammino abbiamo bisogno di passare a questa. E questo Dio è un po' più grande di quello che ci siamo immaginati. È un po' diverso da quello che ci siamo immaginati. Per questo ho trattato questi testi e tratterò altri testi. Solo che questo passaggio non è come questi foglietti. E voilà, è nascosto. È qui. No, questa transizione molte volte è dolorosa. Questa transizione molte volte è nel dolore. Questa transizione a volte è nelle difficoltà. Dove sei, Signore? Mi ha detto non ti abbandonerò e non ti lascerò, non ti abbandonerò. Dove sei, Signore? Non ti capisco più. E meno male che non lo capiamo più. Altrimenti se lo comprenderemmo totalmente, Dio non sarebbe Dio. Quando i vostri figli vi dicono papà non ti capisco, ci sono due realtà. Una perché non ci sappiamo spiegare, ed è molto verosimile, e un'altra è perché siamo un po' più grandi di loro. E abbiamo un vissuto che loro non possono integrare perché sono ancora un vaso più piccolo di noi. Certo, non possiamo fare questo esempio con Dio perché Dio ha parlato, Dio si è fatto capire come. Ma noi siamo un vaso piccolo che non possiamo contenere totalmente Lui, che è l'Eterno, l'Onnipotente e tutte quelle cose quelle parole che sono sempre piccole per poter parlare di Dio.
Va bene come introduzione? Quindi prima o poi, se non ci siete, vi troverete a questo passaggio. Alzo il foglio per la telecamera. Da qui a qui. E non è semplice. O da qui a qui. E non è semplice. Quindi auguri e buon cammino. Adesso leggiamo dei testi che ci raccontano un pochettino questo. Volevo partire da Ebrei 11, non per dirlo parola per parola, ma perché pensavo che mi ero fatto uno sgambetto da solo e non trovavo il foglio, eccolo qua. Lo leggeremo tutto e in questo capitolo vi dico già che ci sono 39 volte la parola fede. La fede non è la bacchetta magica che tanti cristiani cercano di far capire. Ho voglia della bicicletta rosa, con cestello, con pedali così, tac, così mi hanno detto una volta. Questa è fede. No, questa è magia. La fede è un'altra cosa. La fede viene dal verbo credere, fidare, fidere in latino, ma ciò che noi traduciamo per fede in greco viene dal verbo credere. La fede è il nostro credo. E quando leggete lì 33 volte per fede in questo capitolo 11 di Ebrei, significa a causa delle convinzioni che avevano, hanno fatto questo. E le convinzioni sono tutte quelle basi epistemologiche che sostanziano la tua vita e la tengono in piedi. La dico in altre parole, sono tutte quelle convinzioni che sostengono la tua vita quotidianamente e la tengono ancora in piedi. Io so che mi ama, mi ama. Io so che mi vuole bene, mi vuole bene. Per questo quando c'è un tradimento, a tutti i livelli, di un amico, di un parente, di un genitore, è una ferita quasi inguaribile. La fede, la convinzione. Quindi non spiegherò tutto il testo in quanto tale, ma lo vedremo perché è tutta una galleria come quando si va alla mostra e ci sono tutti i quadri e Ebrei 11 lo dovete considerare che c'è questa galleria, sono queste descrizioni, ogni quadro è una vita, è un percorso storico e ci sono due gruppi fondamentali. Il mio obiettivo è come si dice, evidenziare questi due gruppi. Cosa posso dire ancora? Giusto perché leggerò con una certa velocità, magari farò qualche commento strada facendo. La parola, l'ho detto l'altra volta, mi pare, quando leggete l'epistola agli ebrei dovete avere in mente la parola superiore, migliore, e incontreremo ancora qui questo. Per fede, per convinzione è successo questo, questo e questo, anche quest'altra realtà, perché c'è qualcosa di superiore e di migliore. È chiaro? Quindi il capitolo scorre così. Bene, leggiamo, io sto leggendo dal versetto 1, ripeto, i commenti saranno molto sintetici se li faccio. Or la fede, quindi la convinzione che abbiamo, le convinzioni che abbiamo in Cristo, è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Aia, cominciamo bene. Già a mettere insieme questo versetto i neuroni svengono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi, cioè ai padri. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Quindi prima c'era il nulla, tohu bohu, dice in Genesi capitolo 1 versetto 2, e poi è arrivato tutto il resto. E si salta Adamo, si salta Caino e arriva Abele, il cui nome Avel significa vapore, significa inutile.
Non ve l'hanno mai detto che la vostra vita è inutile, non serve a niente? Non ve lo siete detti mai, ma che credo a fare se le cose vanno così? No? Io sì, cioè io non ho paura di dirlo. Forse voi un pochettino sì. Avete paura di essere coerenti con voi stessi? Si parte dal vapore, da qualcosa che è stato stigmatizzato come l'inutilità dell'esistenza, da Abele. Per fede, per le convinzioni che aveva, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di esso gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Wow! Altro che vapore, altro che inutilità. È una voce che parla ancora oggi della giustizia di Dio e della superiorità di una fede su un'altra fede. Mi fermo qua per adesso. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Quindi questo mi piace, ragazzi, me lo prendo con me. Ciao, arrivederci, salutatelo, partiamo. E poi, versetto 6, un altro principio fondamentale. Ora, senza fede è impossibile piacergli. E quando vi vengono i dubbi, non è che siete malati spiritualmente, ma è il desiderio vostro di avere una fede più fondata. La fede che avevate non vi basta più. È come se voi cercate di mettere le scarpe che avevate da bambino e le mettete ancora oggi. Il piede non ci entra più, avete bisogno di una scarpa adeguata a quello che sia oggi il vostro piede. Parliamo dell'elmo della salvezza. E non portate quando siete bambini un elmo di latta o un elmo di vetroresina, quello che sia, di quelli che vedete oggi con tutte queste cose qua. Portate una cuffietta di lana quando siete piccoli. Quella è la vostra salvezza, quella è la vostra protezione. Ma non mi dite che andate in guerra con la cuffietta di lana. C'è un tempo di reintegrazione, rielaborazione e di contestualizzazione del concetto di fede. Fino a oggi, fino a domani, finché avremo vita, che cos'è la salvezza? Cos'è la salvezza per te? È uno sviluppo continuo di ciò che pensiamo e crediamo. E ogni giorno di più ci accorgiamo che c'è qualcos'altro da dire. Quindi per fede poi Noè, divinamente avvertito di cose che non vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia, con la sua fede condannò il mondo e fu eletto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Penso che era un pochettino sconvolto Abramo. Senti, vai, mettiti in cammino, e dove devo andare? Poi te lo dico. Quante volte ve lo chiedono i vostri figli prima di fare 10 chilometri quando partite con la macchina? Dove andiamo? Non ti preoccupare, andiamo. Se non gli dite dove andate, vi diranno ogni 150 metri, papà dove andiamo? Mamma dove stiamo andando? E quando dovete fare 1500 chilometri così, è meglio che glielo dite subito. E che passeremo il giorno e la notte e dormirete pure in macchina. Io avevo fatto 2 lettini nella mia macchina, era una bella break, 2 lettini, vi ho fatti i letti perché dormirete là. Allora era un'altra spiegazione. Per fede soggiornò nella terra promessa, vado avanti, per fede anche Sara, benché sterile e fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che gli aveva fatto la promessa. Vado al versetto 17, il versetto 16 è interessante, ma ora ci sono stati Versetto 13, tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. Sento che non può finire tutto così.
C'è qualcosa che ce lo dice. Nel nostro inconscio noi sappiamo che siamo immortali ed è questo il motore che ci porta a Dio. E che c'è qualcosa oltre, e c'è qualcos'altro oltre quello che viviamo. E difatti tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, che dice, l'avevo letto, così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, ritorna sempre questa parola, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamati il loro Dio, perché ha preparato per loro una città. È importante, è interessante, di tutti questi che abbiamo parlato, c'è qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa che non è andato come doveva andare. Non vado nei dettagli, perché veramente abbiamo bisogno di ore e ore. Ma di ognuno di loro c'è una umanità che è uscita fuori, c'è la paura che è uscita fuori, c'è quel difetto che è uscito fuori, c'è quel timore, quel non riuscire che è venuto fuori, di tutti. E siccome il Signore sa di che pasta siamo fatti, Salmo 103, Lui è misericordioso, clemente, lento all'ira e di gran benignità. Questo è il ritornello di tutto l'Antico Testamento. E non si vergogna di essere loro Dio. Potete tirare un sospiro di sollievo, perché il Signore non si vergogna di essere tuo Dio. Solo accogli la tua umanità per migliorare la tua umanità. Non per dire come qualcuno, questo è il mio carattere. Beh, fa schifo il tuo carattere. Lavoraci e cambialo. Ma incontrare la nostra umanità per desiderare di migliorare giorno dopo giorno, questo è l'obiettivo che ci propone Dio. Questa si chiama santificazione, giusto per capirci con un'altra parola di nostra frequenza. E il giorno in cui ho letto questo versetto, potete immaginare come sono sentito. Wow. Sono quello che sono, Signore aiutami ad andare avanti, ma che bello che non ti vergogni di essere mio Dio. Era un incoraggiamento a fare un passo avanti e qualche passo l'ho fatto da allora, ne devo fare ancora tanti. Per fede Abramo, quindi quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto promesse, offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà dato una discendenza. Ecco il paradosso. Il bambino viene promesso per essere la sua discendenza e poi gli dice, senti, me lo devo offrire, significa me lo devi ammazzare in sacrificio. Il cervello ragiona? Ce la fa? No. Ma lui è convinto che Dio non è un traditore e non sa come farà, difatti glielo darà. Dio provvederà, perché non ha un'altra risposta. E Isacco non era bambinello, era uno grande, abbastanza grande. E dice, scusa papà, la legna ce l'abbiamo, ci siamo portati il braciere perché, per accendere, l'olocausto dov'è? Perché gli aveva già visto fare qualche sacrificio. Manca qualcosa, va? Abramo non uccide suo figlio, dicendogli, dovresti essere tu la vittima sacrificale. Questa è spregiudicatezza, questa è presunzione. Questa è violenza. Abramo mi posso immaginare, se lo penso come un padre normale, ha un cuore spezzato, diviso in due, e l'unica parola che gli può dire, il Signore provvederà. Non gli sa dire altro, perché le sue convinzioni non sono in armonia con ciò che sta succedendo. Vi dico questi spunti per capire noi stessi. Quante volte abbiamo una convinzione biblica nel Signore e ciò che si svolge sotto i nostri occhi non è in armonia, non combacia. Vado avanti, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future
Eppure questi qua già si litigavano quando erano dentro la mamma. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo ai figli di Israele, perché gli ha detto: oh, quando voi ve ne andate non è che mi lasciate qua. Lui sa che il posto di Israele non sarebbe stato per sempre in Egitto. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello. Non so, quante volte noi disprezziamo la bellezza. Non bisogna essere belli, non bisogna farsi belli. Fatevi belli, almeno per voi stessi. E questa è una bellezza che inchioda la madre, il padre. Non si può uccidere un bambino. E non lo uccidono. E lui sarà chi sarà. E non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, quindi la sua eredità, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, anziché godere per breve tempo i piaceri del peccato. Qua i piaceri del peccato normalmente si pensa alla pornografia, anziché guardare uno stile di vita che l'avrebbe portato fuori dagli obiettivi della chiamata che Dio l'aveva chiamato. È chiaro così? Perché rimanere egiziano significava non andare verso la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo e quindi andare fuori obiettivi. È più coerente il testo così? Certo, poi le cretinate non siamo chiamati a farle, dobbiamo pure elaborarle e toglierle di mezzo e chiedere perdono al Signore. Versetto 27, per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Quindi non lo vedeva, ma credeva a chi era invisibile. Anche noi siamo fatti così. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue. Poi versetto 29, per fede passarono attraverso il Mar Rosso come su terra asciutta, mentre gli egiziani tentarono di fare la stessa cosa e furono inghiottiti. Diceva un cantante ebreo, e si sono fatti il bagnetto gli egiziani, perché avevano bisogno di lavarsi, lo dico con parole più italiane, va bene? Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Certe passeggiate, ragazzi, portano dei grandi frutti, pure nella vostra vita. Non c'è stata mai una passeggiata che vi ha cambiato la vita? Ma qua c'è una passeggiata straordinaria e questa passeggiata cambia il cammino degli egiziani. Quindi quando mi metto in coerenza con 30, eccolo qua. Per fede caddero le mura di Gerico, quindi una passeggiata che cambia la vita, è una passeggiata che volete che sia, comunque è stata importante. Per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. L'ospitalità è sempre benedetta. Che dirò di più? Perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefet, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento delle promesse, chiusero le fauci ai leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Bravi questi, Tutte persone di successo, tutti racconti di successo, o no? Ma qua c'è un tornante adesso. È il tornante sul quale raramente ho sentito predicare qualcuno. Ed è il tornante dove noi, prima o poi, cambiamo visione di Dio.
perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma la vita è tante cose, ma tante. Cambia lo scenario, cominciamo con loro. Ci furono donne, ecco, si comincia con le donne. Le donne che difficilmente aprono la bocca quando cominciano a soffrire. Noi se abbiamo un grado di febbre, raga, ma le donne, prima che aprono la bocca, soffrono tanto. E a volte noi nemmeno ce ne accorgiamo. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro mariti. Che significa? Quello che significa oggi. Nei paesi dove la fede cristiana è perseguitata, prendono gli uomini e li ammazzano. Sono stato nelle Cévennes, in Francia, e sono stato al Museo del Deserto, non so se sapete di che cosa si tratta, ma viene chiamato il Museo del Deserto non perché quella zona lì, che è molto florida, era diventato un deserto, ma perché avevano ucciso tutti i responsabili di chiesa e i pastori delle chiese. E le donne, ripeto, le donne hanno fatto vivere la Chiesa. E senza queste donne coraggiose che hanno messo la loro vita a servizio di Dio e della comunità, l'Evangelo sarebbe stato sradicato da questa zona. Perché? Perché queste donne hanno avuto per resurrezione i loro mariti. Perché? Perché glieli hanno ammazzati tutti. Altri cosiddetti cristiani glieli hanno ammazzati. Questa categoria non appartiene alla prima categoria, Abramo, Isacco, Giacobbe, terre, tesori, di tutto e di più, potere. Questo è il Dio nella debolezza che si rivela, è la fede che tiene nella debolezza. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Non vi dicono niente gli emigrati di oggi? Avete mai immaginato che fra queste persone che sono disprezzate da buona parte politica italiana, fra queste persone ci sono un sacco di credenti che credono come noi, ma questo nessuno lo sa, nessuno lo vuole vedere, probabilmente. Vabbè, ho esagerato, nessuno. Una maggior parte non lo vede. Anche loro, erranti, non avendo posa, incontrandosi spesso con la morte prima di quando li doveva incontrare. Ma tutti questi hanno incontrato una morte prima di quando avrebbero immaginato doverla incontrare, o no? Isaia si presuppone dalla traduzione che l'hanno infilato in un tronco di albero e l'hanno tagliato in due con una sega. Uno dei profeti maggiori. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonghe e per grotte della terra. Questa è la descrizione di chi muore per salvare la loro vita, la propria vita. E come noi abbiamo diritto alla vita, anche gli esseri umani hanno diritto alla vita. Tutti costoro, quindi prima di che vada avanti, capite quello che volevo mettere in evidenza stamattina. Ci sono due blocchi di popolo, di persone,
che hanno la stessa fede, credono nello stesso Dio, alcuni hanno vissuto in un certo modo che ci potrebbe anche fare invidia, perché no? Ci potrebbe anche fare piacere viverla, altri no. E se volete andate a rileggere questi versetti e rifletteteci di sopra. Versetto 39, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Non sta classificando gli uni migliori, gli altri peggiori, no, tutti. Quelli che hanno avuto una vita, potremmo dire, invidiabile, e gli altri, tutti quanti. Tutti quanti sono stati persone di buona testimonianza a causa della loro fede. Chi ha vissuto delle tribolazioni non era di serie B. Chi ha vissuto cose belle e magnifiche non era di serie B o di serie A. Erano tutti allo stesso tementi Dio. Lo stesso Dio. Versetto 40, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ci sta dicendo che tutte queste persone che hanno vissuto per fede quello che hanno vissuto, di cui ci è stata data buona testimonianza, il capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei si riferisce esattamente a questo nuvolo di testimoni che abbiamo intorno a noi per questa fede forte, solida, che ha affrontato di tutto e di più. Allora, quindi che ci possono essere di esempio per andare avanti, e là nel capitolo 12 dice che poi Gesù è colui che ha fondato la nostra fede, allora lui, Cristo, crea qualcosa di superiore affinché loro che sono già da qualche parte non arrivino prima di noi ad avere tutto ciò che Dio ha previsto per tutti quanti. E questo Dio mi piace, è un Dio di giustizia, è un Dio di uguaglianza, è un Dio che accoglie tutti, è un Dio presente per tutti. Salmo 66. Ci facciamo un'altra camminata in questo salmo, andiamo poi verso la conclusione. Qua il salmista fa un annuncio e un invito a tutti i popoli. Poi il salmista parla a Dio, poi il salmista parla a se stesso, man mano ve lo dico, e poi parla ai credenti. Quindi ci sono questi movimenti nel testo. Cosa dice a tutti quanti? Fate acclamazione a Dio, voi tutti abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio come sono tremende le opere tue. Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Oh, ma è veramente forte. Spesso in Isaia viene detto, ma perché c'è un altro Dio come me? Ma perché potete paragonarmi a un altro Dio per caso? Lo trovate? Dai, facciamo il confronto se c'è. E non c'è. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Mi fa pensare a Filippesi 2, ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra, sotto la terra, si piegherà davanti a te, tu che sei il Signore. Quindi ci siamo presi la pausa. Versetto 5, venite e ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta, il popolo passò il fiume a piedi, perciò esultiamo in Lui. Ci sono delle cose che sono accadute, che ci raccontano chi è Dio. Rallegriamoci per ciò che la storia ci racconta. Non so se lo sapete, ma il canone ebraico è formato così. C'è la Torah, poi ci sono i profeti anteriori e i profeti posteriori agli scritti. La Torah sarebbero i libri di Mosè, i primi 5 libri fino al Deuteronomio. Poi ci sono i profeti anteriori. I profeti anteriori sono Giudici, Giosuè, e questi qua praticamente cosa c'hanno di profetico? Perché noi non li prendiamo mai come libri profetici.
hanno il più potente messaggio profetico. Così come Dio ha funzionato, ha operato, ha agito nella storia, così agirà nel futuro. Per questo ci sono i profeti posteriori che ci dicono il Signore farà questo, questo, questo e questo. Quindi Egli con la sua potenza domina in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non possono insorgere contro di lui. E meno male che c'è scritto pausa. C'è da prendere un po' di respiro. Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Ti è vacillato il piede qualche volta? A me sì, ma non è una bestemmia davanti a Dio, perché sono ancora in piedi. E quando stavo vacillando c'è stato qualcuno che mi ha preso così. Una volta stavo facendo una foto alla mia bambina, era piccolina, perché stava camminando sul letto così, era in modo particolare, e mentre che faccio la foto mi accorgo dall'obiettivo che stava mettendo il piede fuori dal letto. Allora faccio clic e la prendo al volo. Lei nemmeno si è accorta cosa stava succedendo, ma se non la prendeva al volo si sarebbe spaccata la faccia. Sì, i miei piedi sono vacillati, ma c'è stato qualcuno che mi ha preso e mi ha rialzato. Benedite il nostro Dio, popolo, fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra, sì, e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Il salmista si rivolge a Dio, perché tu, certo che ce n'ha di coraggio questo qua, tu ci hai messi alla prova, oh Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatto cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua. L'altro pezzo di verso lo leggiamo dopo. Dobbiamo mettere testa a queste cose. Non so chi di voi ha letto questo salmo e queste cose dette qui, che non sono cose semplici. Il salmista è leale, è onesto con Dio. Siamo noi che ci camuffiamo e dobbiamo fare cose, dire cose belle al Signore. Noi il salmista dice quello che ha dentro di sé, lo espone a Dio perché sa che Dio è l'unico che la capisce. Che significa? Tu ci hai. Significa proprio quello che abbiamo detto. 2 passeri non cadono, allora non si vendono, scusate. Cinque passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Ho letto le parole ebraiche ed significa e tu eri presente lì. Quando Daniele era nella fornace ardente, addirittura si accorgono che c'è un quarto insieme a Daniele e gli altri, no, ai 3 amici c'era un quarto. E quando Daniele è nella fossa dei leoni si accorgono che non è solo. Comunque era la fossa dei leoni. E comunque 3 erano dentro la fornace ardente. Poi guardano, dice, ci sembra che c'è un quarto che non abbiamo messo dentro. Capite cosa voglio dire? Non abbiamo a che fare con un Dio sadico, ma con un Dio che è presente sempre e comunque. Perché i 3 amici, Sadrach, Mesach e Abednego, sono andati a finire nella fornace ardente? Perché Daniele è gettato nella fossa dei leoni? Ma sono usciti dalla fornace ardente ed è uscito dalla fossa dei leoni. E questo è importante.
Il resto delle domande me le porterò in cielo per chiederle a Dio. Giusto per dare qui, per questo tu ci hai messo alla prova. Signore, non posso pensare che tu sei assente quando io vivevo quella prova. Signore, non sto capendo fino in fondo questo momento, ma da qualche parte ci sei. Ci hai passato al crogiolo come l'argento. Io ho studiato chimica, avevamo una muffola nel laboratorio che portava la temperatura a 1300 gradi, era un forno, e un giorno mi è venuta la felice idea, eravamo sui 1100 gradi, a aprire questo forno e ho tirato, per chi se le ricorda, i 5 lire, perché non è che potevo rischiare più soldi, li ho tirati così dentro e in cambio di sentire invece ho sentito cioè si è sciolto prima di arrivare dentro. Il crogiolo di ceramica noi lo facevamo diventare rovente come il ferro. Nel crogiolo di ceramica si lavora l'argento e l'oro. Tu ci hai passato al crogiolo come l'argento. Quant'era alta la temperatura in quella situazione? Tu ci hai fatti cadere nella rete. Dove sei, Signore? Liberami. Non vedo una via d'uscita. Hai posto un grave peso ai nostri fianchi, dei momenti in cui non riesci nemmeno a muovere i piedi. Delle zavorre su di te, che non ti puoi muovere più. Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo. Capite l'immagine? La vostra testa sotto gli zoccoli dei cavalli. Il salmista non ha delle immagini moderne per dire quello che ha vissuto, ma penso che le immagini che ha scritto qui ce le possiamo immaginare. Sentirti la testa calpestare da qualcuno, da qualcosa. Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, basta riferirsi a Isaia 43, e qui c'è l'altro tornante, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Oh. Niente è per sempre, l'unico che è eterno è Dio, l'unico che inizia prima ed è dopo è Dio. Il salmista non sta dicendo, oh com'era divertente, oh la mia fede è stata fatta crescere in quei momenti, oh io sì, no. Signore, ho passato tutto questo, eravamo alla tua presenza, tu c'eri, non ho capito, perché sta dicendo dritto dritto, tu ci hai messo, ma poi c'è stata l'uscita. Ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Allora il salmista parla con sé. Entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse che le mie labbra hanno pronunciate, che la mia bocca ha proferite nel momento della difficoltà. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo, a quello che diciamo. Ti offrirò olocausti di bestie grasse e il profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. Signore, tu meriti il meglio di me. Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio. Nell'Antico Testamento i credenti si chiamano i tementi Dio. Quindi potremmo dire, fratelli e sorelle, venite, ascoltate. Io vi racconterò quello che ha fatto per l'anima mia, cioè per la mia fisica, per il mio cervello, per la mia testa, quando è stato fuso, adesso l'ha rimessa a posto. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua, lo glorificò. Se il mio cuore avesse tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato e è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Per me questi minuti è come aver lavorato un mese.
le emozioni che incontri, i momenti a cui ti fai riferimento non sono semplici, ma sono lì e Dio è presente. Per concludere, giustamente, mi rifaccio ancora a quei momenti. Se la nostra vita in Cristo fosse stata tutta rose e fiori, non ci sarebbero stati questi scritti. Non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Non ci sarebbe nemmeno quel cantico, quella dossologia di Romani 8, che noi riteniamo sempre la prima parte, ovviamente la seconda un po' sempre la lasciamo indietro, no? Guardate come suona. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E questo ci fa, Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E ci fermiamo qua. E il resto? Dobbiamo prendere coscienza quando leggiamo le scritture di quello che c'è scritto. Perché se le prime parti sono vere, anche le altre parti sono vere e possono accadere. Che Dio è con noi e per noi, tranquilli. Per il resto non ci mettiamo la firma, non siamo masochisti, ma sono cose che possono succedere. Proseguo. Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerate come pecore da macello. Non tutti vi guardano come vi guarda il fratello e la sorella, che anche se non è uno sguardo perfetto, comunque ancora ci lasciamo in vita uno con l'altro. Ci sono quelli che su di noi hanno un'altra visione. Leggete il libretto di Porte Aperte ogni tanto. Informatevi sulla Chiesa perseguitata. Ma in tutte queste cose, ecco qui l'inno della vittoria. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità e né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Significa che noi in Cristo abbiamo trovato qualcosa di talmente superiore, mi riferisco anche a Ebrei 11, questo superiore, questo migliore, che ci fa vedere la pena di andare oltre tutto. Dice che la speranza di Dio è stata messa nei nostri cuori, Romani 5, ed essa ci aiuta a non essere nella confusione. Ci protegge dalla confusione, ci aiuta ad andare dritti. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra, dove finalmente la giustizia sarà di casa. E in Apocalisse 20 è scritto che Dio stesso asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi. Perché c'è scritto questo? Forse perché abbiamo pianto da qualche altra parte? Forse perché abbiamo ancora gli occhi umidi del cammino terrestre? E Dio stesso sarà lì ad asciugare i nostri occhi. Bene, con tutto ciò che abbiamo detto, questo Dio mi piace. Questo Dio è straordinario. È al di là della mia immaginazione. Ha superato questo Dio nella mia vita e si è rivelato Lui. È ancora più grande, magnifico, speciale. Ogni giorno lo scopro di più.
si consumeranno i miei giorni e ancora conoscerò di più, perché un giorno, come ci ha detto Paolo, conosceremo nella perfezione, come siamo stati perfettamente conosciuti. E nel frattempo camminiamo, nel frattempo andiamo avanti. Viene detto a Giobbe da Eliù: quando pensi che la tua causa, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. E certo, i nostri momenti non sono i momenti di Dio. E che allora la nostra fede, la nostra convinzione, le nostre convinzioni in Dio, la nostra fede edificata in Cristo possa sostenere i momenti più difficoltosi e più sconvolgenti della nostra vita. Preghiamo. Signore, così come l'ultima parola del tuo figliolo sulla croce è stata: Padre, proprio io, nelle tue mani affido il mio spirito, così noi stamattina, imparando da Lui, possiamo dire, ognuno di noi: proprio io, nelle tue mani, Signore, affido tutto me stesso. Affido la mia compagna, affido il mio compagno, affido i miei figli, affido i miei amici, affido quel credente, quell'altro credente, chi ha gioia, chi sta piangendo. Che la nostra fede ci possa, Signore, fa che la nostra fede ci portare a questo gesto di affidarci a noi e di fidarci di Te. Grazie che ci hai detto che non ci lascerai e non ci abbandonerai. E altrettanto grazie perché nei momenti più difficili sei la nostra forza, il nostro sostegno, il nostro respiro, il nostro sospiro e anche la visione del dopo, la speranza per dopo e anche la speranza della gloria eterna. Grazie Signore perché ci sei. Grazie Signore perché ci fai essere. E insieme Signore ti adoriamo e ti lodiamo. Amen. Amen. Dio vi benedica. Grazie Gaetano per questo incoraggiamento, grazie al Signore che ancora oggi parla attraverso le sue parole, attraverso la scrittura. Abbiamo visto quanti esempi di fede forte questo capitolo ci ha dato e ci dice che possiamo fidarci di Dio e vogliamo fidarci di Dio. Ora lasciamo gli amici a casa e vogliamo lasciarvi con un canto, vogliamo salutarvi e vi invitiamo a partecipare ancora domenica ai nostri studi del venerdì e se volete venire a trovarci siete i benvenuti, ci sono dei numeri di telefono, ci sono degli indirizzi mail dove potete contattarci e siete i benvenuti. Vi salutiamo nell'amore del Signore.
forza per vivere. Non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Osanna, tu sei il mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore. Cuori uniti che ritornano a te, torniamo a te. Nel tuo regno nuova vita e noi siamo tuoi. Ogni giorno ci dai forza per vivere. Non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Osanna, Osanna, tu sei il mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore. Osanna, Osanna, tu sei il mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidaci tu, Signore. Ogni giorno mi dai forza per vivere. Non ho paura